Non potrà normalizzarsi presto la situazione determinatasi a Licata a causa del maltempo e della conseguente esondazione del fiume Salso. È tornato a splendere il sole, ma si continua a spalare fango e si andrà avanti così per almeno un paio di giorni. La foce nel momento della piena è arrivata a circa 8 metri di altezza e adesso si è abbassata a 2 rientrando nel letto. La criticità maggiore è quella del mercato ortofrutticolo di via Giarretta, che è completamente allagato. Sono in azione 2 mezzi meccanici e 4 idrovore che aspirano acqua e fango, oltre agli uomini della protezione civile, i dipendenti comunali e tanti volontari che sono al lavoro insieme ai proprietari dei magazzini dell'ortofrutticolo che, avvalendosi di mezzi di spurgo, per tutta la notte fino alle 6 hanno lavorato su Corso Serrovira, la strada che unisce la zona del mare al resto della città, una via altamente trafficata dove sorgono case e tante attività commerciali. Adesso le stesse squadre si sono spostate in Corso Umberto e in via Giarretta. Le pale meccaniche stanno rimuovendo il grosso del fango, poi verrà gettata sabbia per fare consolidare il fango che rimane e si procederà poi al lavaggio delle strade.